Al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia è l'Italia a laurearsi campione del mondo nella finalissima contro il Giappone dei campionati mondiali di Backgammon 2022. I migliori specialisti si sono dati appuntamento in laguna per una settimana di grandi incontri che di fatto aprono la nuova stagione 2022 per Venezia, quella della ripartenza, e gli azzurri conquistano subito il titolo mondiale. La manifestazione è strutturata in vari tornei. Il torneo più importante ha avuto luogo da lunedì a mercoledì ed è stato il campionato del mondo a squadre di backgammon. Le squadre partecipanti sono state 18 e l'Italia ha vinto la finale contro la squadra del Giappone, che è la più forte del mondo, considerata da tutti, diciamo, la squadra di fuori classe, e quindi l'Italia è campione del mondo di backgammon del 2022. Circa 250 i giocatori cui Vera, la società del comune, ha tributato una grande accoglienza. L'idea è quella di allargare ancora di più questa manifestazione. Si pensa per esempio a un festival dei giochi l'anno prossimo. L'idea è quella di diciamo, avere una manifestazione che possa essere replicata ogni anno, come una volta era il torneo internazionale Città di Venezia che si giocava nel Palazzo del Casino qui al Lido. Con l'amministrazione, special modo con il gruppo dirigente di Vela, stiamo predisponendo un progetto per poter avere una sorta di diciamo, festival dei giochi che possa includere magari anche gli scacchi, la dama, il bridge, il burraco.